Gianfranco Iannuzzo è impegnato oggi in queste memorie una conversazione con l'onorevole Pumilia qui alle fabbriche chiaramontane. Sì, è una bellissima occasione per parlare da due punti di vista diversi, intanto con una persona che è un nuovo giovane amico, perché lo conosco da poco e mi piace molto e provo della gratitudine per lui, anche perché questa mostra ha avuto un grande successo, ne è contento anche lui personalmente perché l'ha voluta fortemente insieme a Beniamino Biondi. E parliamo della nostra meravigliosa Sicilia da due punti di vista diversi. Lui è uno scrittore raffinato e io parlo attraverso le immagini della nostra Sicilia. Parto dalla mia Girgenti, il mio centro storico, del nostro centro storico meraviglioso, ma la mia gente è la gente di Sicilia in generale, la gente di teatro, quindi c'è una sezione importante dedicata ai ritratti di amici cari come possono essere, non so, Gaetano Savatteri per esempio, oppure i miei maestri di teatro come Gigi Proietti per primo, Puturi Ferro, Rossella Falchi, Gabriele Lavia. Insomma, c'è il mondo, la mia gente è una gente sia siciliana, agrigentina, che la gente di teatro. Quindi una bella occasione per parlare, ripeto, con un uomo dalla cultura raffinata della nostra Sicilia. Ripeto, da due punti di vista diversi, io con le immagini e lui con le parole. Parliamo anche di questa mostra fotografica che sta riscuotendo un suo successo. Sì, per fortuna devo dire che questo è merito degli agrigentini in primis, poi di moltissimi turisti, e questa è la cosa che ci ha anche molto sorpreso positivamente. Vengono a vedere, ascoltano, ci sono due monitor che proiettano in loop le musiche, con le musiche di Francesco Buzzuro, altre 400 fotografie, quindi qua ce ne sono 78 e soltanto 10 di queste fotografie esposte fanno parte del libro che ha lo stesso nome della mostra, Gente Mia. Il libro ha avuto un grande successo, è a disposizione di chi lo volesse acquistare ed è arrivato alla terza edizione, quindi anche quello un bel fiore all'occhiello per il mio editore, il nostro editore di Medienova, che è Antonio Liotta. Memoria Immagine, oggi un'iniziativa qui alle fabbriche chiaramontane con Iannuzzo. Intrecciamo con Gianfranco Iannuzzo delle storie diverse nel tempo, nelle modalità, ma anche analoghe. Cioè sono le storie che lui ha ritratto nella sua Agrigento attraverso la macchina fotografica, carpendo immagini, ricordi, volti, e dietro i volti ci sono ovviamente delle vicende che l'attraversano, che attraversano la vita degli uomini e delle donne, dei bambini, che lui ha ripreso in maniera magistrale, e le memorie, i volti che io ho raccontato attraverso la scrittura, che sono precedenti a quelli da lui ritratti, ma che hanno analogie, molte analogie, perché sono vicende di uomini e di donne della realtà sociale diversa e forse anche quella meno qualificata dal punto di vista economico, ma piena di valori, di angoscia, anche di volontà di riscatto. Io ho raccontato quel mondo che va dal giorno della mia nascita al momento in cui sono diventato deputato, per dire della svolta che la storia ha impresso alla nostra società. Gianfranco ha raccontato le memorie della sua Agrigento e le ha rese in qualche modo eterne, perché nulla va rimpianto, ma nulla del passato va dimenticato. Beh, diciamo che essere qui oggi in questo contesto con le mostre di Gianfranco significa immergersi in una dimensione umana molto interessante. Gianfranco Iannuzzo è il narratore del volto, dei visi della gente di Sicilia. Lui coglie l'aspetto interiore, la maschera di ogni personaggio e di ogni figura rappresentata ne fa un protagonista teatrale, il teatro della commedia quotidiana. Dunque essere qui significa immergersi in quella umanità siciliana che ha dato alla storia e al mondo la bellezza, l'arte e la cultura. Sì, sono particolarmente felice di questo evento in qualità di curatore della mostra Gente Mia di Gianfranco Iannuzzo. Un momento come questo di oggi, la conversazione a due voci tra Iannuzzo e Pumilia, sigla il grande successo che questa mostra sta avendo. Le immagini hanno una loro traducibilità in parole e le parole ugualmente riescono ad essere pensate anche come immagini. Su questo filo conduttore sarà svolto questo incontro, una discussione
che parlerà di memoria attraverso anche le possibili risonanze che essa ha sul tempo presente. È l'occasione oggi, proprio per il successo della mostra, di proseguirla sino al 6 di gennaio, per cui daremo un annuncio. La mostra proseguirà appunto per tutto il periodo natalizio, consentendo ai tanti agrigentini che vivono fuori dalla nostra città e che proprio in occasione delle feste rientrano ad Agrigento di poter visionarla, e quindi garantendo ancora di più il meritato successo che questo evento sta avendo.